Si è svolto ieri presso il Palazzo Bellacera di Comitini un evento che ha visto protagonista anche il Soroptimis Club di Agrigento con un convegno dal tema Donne e Sport, il gender, gap insanabile. Con la firma della Carta Etica del Comune di Comitini ha condotto i lavori Margherita Trupiano, quindi saluti del sindaco Biagio Nigrelli e Paola Toscano, presidente del club agrigentino, che ha spiegato l'iniziativa. Quindi gli interventi di Francesca Scollo, allenatrice della squadra pallavolo Aragona Mediterranea Serramenti, che milita in Serie D femminile, che ha parlato del difficile percorso delle donne nello sport. Gaia Ramel, giocatrice della stessa squadra che dalla terra di Tunisia ad Agrigento ha parlato di quando lo sport è integrazione, del presidente della squadra Nino Di Giacomo, di Annalisa Tornambè dell'Associazione Cometa di Comitini, che ha discusso su donne migranti e sport, approccio e percezione, la campionessa di lancio del giavellotto Giusy Parolino e della vicepresidente della squadra dell'Acregas ed ex assessore del comune di Agrigento Roberta Lala. Oggi abbiamo organizzato la firma ufficiale, l'abbiamo voluta proprio in questa giornata perché oggi è la giornata contro la violenza delle donne. A Comitini già facciamo un bel po' di iniziative e quindi con questa andiamo a rafforzare tutto quello che in passato abbiamo fatto. Presidente, parliamo di questa iniziativa del Soroptimis, di questa carta dei servizi dello sport. È stata un'esperienza molto bella, hanno risposto immediatamente il sindaco e la giunta del comune, della città, dobbiamo dire città di Comitini, hanno risposto immediatamente, sono stato il primo comune della provincia di Agrigento che ha creduto in questa iniziativa, che crede nella giustezza della carta etica e di quello che promuove, cioè promuove la uguaglianza, la parità di genere nello sport al femminile e anche al maschile, per i bambini, per le bambine, per le ragazze e per i ragazzi, per tutti coloro che vogliono praticare lo sport, e questo ci riempie d'orgoglio perché è la nostra mission. Abbiamo visto anche delle testimonianze sul campo di quello che sono state, ciò che loro hanno vissuto nello sport. Sì, abbiamo assistito a una serie di testimonianze anche commoventi. Questa ragazza che è venuta dalla Tunisia per coronare il suo sogno, per giocare a pallavolo, queste ragazze che con entusiasmo, con il sorriso, con gli occhi che gli brillavano, ci parlavano dei loro sogni. È stato veramente molto, molto interessante anche quello che hanno detto la dottoressa Lala per quanto riguarda lo sport e la testimonianza accorata di Giusy Parolino, che noi abbiamo veramente voluto con noi, e adesso che il sindaco dice che aprirà il suo impianto per poterla fare allenare, ci riempie veramente di felicità. Quindi abbiamo come Soroptimiste un altro passo avanti, un altro piccolo passo avanti, lo abbiamo portato avanti grazie anche all'impegno di Margherita Trupiano, che ha organizzato e molto voluto questo incontro. Oggi porterete la vostra testimonianza in questa iniziativa organizzata dal Soroptimis al Comune di Comitini? Sì, è un'iniziativa molto bella e ci tenevamo molto ad esserci e a dare la nostra testimonianza. Ecco, quali sono le carenze nel settore sportivo per le donne? Ce ne sono tante, ce ne sono troppe, secondo i miei gusti, secondo la mia esperienza, visto che io prima facevo la giocatrice. Ce ne sono a livello economico, ce ne sono nella tutela della donna, che poi spiegherò più tardi, e tante altre. Roberta Lala porterà la sua testimonianza di donna imprenditrice nel settore sportivo a questa iniziativa organizzata dal Soroptimis e dal Comune di Comitini. Ringrazio il Soroptimis che come associazione femminile ha fatto sempre tantissime iniziative, lo ricordo pure quando ero assessore proprio alle pari opportunità. Da dirigente di una squadra di calcio dico che finalmente le donne già come pubblico si sono molto avvicinate allo sport. Un tempo il calcio veniva considerato come uno sport maschile, in realtà non è così, perché anche le donne capiscono di calcio, anche le donne si appassionano di calcio. Però se dobbiamo fare uno excursus di quelle che sono le donne nelle dirigenze delle squadre sportive, proprio nei campi di calcio le donne dirigenti sono pochissime e sono ancora di meno quando si arriva alle serie più importanti come la Serie A. Una cosa ancora più brutta è che le sportive, quindi le calciatrici donne,
non è uno sport seguito come il calcio maschile, ma hanno anche degli stipendi molto più bassi rispetto ai calciatori uomini. Quindi dico che c'è ancora tanta strada da fare, però rispetto al passato dei passi avanti sono stati fatti. Purtroppo le discriminazioni di genere ci sono. Abbiamo visto anche in politica che ci sono le quote rosa, quindi devono essere imposte quasi, no? Quando dovrebbe essere una cosa spontanea, quindi una persona se è capace al di là del sesso che ha.